La intizif a veniring a Gabae e i disering a Saul. Sasto che David alle platat sulla collina di Kachila, de bande dal desert. Allora Saul si mette in marcia, all'aiut al desert di Zif, con 3.000 oms, i pluibulos di Israel, per far saltar fur David dal desert di Zif. Saul si campà sulla collina di Kachila in direzione dal desert, d'ogni de strade. David al stava dal desert e al viodè che Saul era venuto da Uri fin dal desert. David al mandà spions e si sancirà che Saul era arrivato per da bon a 20. Allora David si mette in marcia e all'arrivato a Luc, cagliere campato Saul. Al viodè il sit che dormivano Saul e Abner, figli Ner, sorrestante ai soldati. Saul al dormiva dal campamento e la troppe tutte torator di lui. David al clamà a Chimelech, l'Itit, e Abisai, figli di Zeruia e frati di Joab, e ur di sé: cui voglia al venire giù con me dal campamento, fin lì che Saul? Abisai gli rispondé: o vignerai io con te. E così David e Abisai allerin giù di gnot, fin lì che erin in tropas che iatris. Attiatarin Saul distirat e indormitit dal campamento, con la sua lancia impirata intiere da tiaf di lui, e Abner e i soldati e erin distiras attor di lui. Allora Abisai disse a David: voi Dio ti ha mettut il tuo nemico destos mans. Po ben, lassimala mi, che lo inclaudi intiere con la sua lancia, con un colpo, senza bisogno di molati in tonatri. Ma David gli disse a Abisai: non sta copalo, cui rivaresi alla metti le mans intor all'unciut al Signor e a fare francie? E David al ciontà: vere come cale ver, che Dio alle viv, alle il Signor che lo fruccerà. O quanche arriverà la sua giornata e al murarà, o salarà a combatti e al resterà copat. Ma che il Signor mi guardi dal metti la man sul consacrato al Signor. Io la lancia che gli da tiaf e la bufole da laghe e anin. David al giole la lancia da tiaf di Saul e la bufole da laghe e Sindi l'erin. Nessun non viodè e nessun non savè. Nessun non si svea e tutti dormivin come ciocs, perché che uriere plombate intorno une pendolarie mandate dal Signor. David al passar di che a 3 bande e si fermò sulla spiccia del monte lontan, a ieri in un'evore distanza un dall'altri. Allora David al clamai i soldati e Abner figlio di Ner: perché non rispondi stupo, Abner? E Abner gli rispondé: cui sei tu che tu mi clamis? Disse David a Abner: non sei tu un uomo, e cui poi di al stati appare in Israele? Perché non has tu tenuto di voli il re to paron? Perché che qualchidun dal popolo è venuto per copà il re to paron. Ciò che tu has fatto non è per noi ben fatto. Vere come che il Signore alle viv, o mertais la morte, che non ves fate la vuete al vostri paron, il consacrato al Signore. Tiale molà che gli la lancia dal re e la bufole da laghe, che li sveve da tiaf. Saul al riconoscea bot la voce di David e al domandà: e se proprio la tua voce, David, figlio?
Proprio re paron, gli rispondé David, e al continuà. Facemo il mio paron, i cori al dauri al sofamei, ce ho io fatto e ce colpe ho io. Come il regno paron, alla discoltare le paraules dal sofamei. Sale il Signor che disdice quintri di me, bonilo con une offerte, ma se però a son ioms, che sedin malodis denant al Signor, perché che mi han bandit, che non pues neanche ve part alla eredità al Signor, compagn che dicessin, va, puttiti coi Dios forest. Il mio sang, che non vegni spandut partiere lontan dai vol dal Signor. Difat, il re di Israel, a lei Gesù parciri un pulci, precis che si stai sotto un cator supes mons. Disal Saul, o hai pecchiato, torne, David, figlio, che non ti facerai altri male cracis, stant che la mia vita voi è avvaluto un grum per te. Vere, o hai anche agì senza sentimento, e o hai sbagliato neanche di crudi. David gli rispondé, bella lancia dal re, un dei giovani che vieni su a chiuilile. Il Signore gli darà a ognuno secondo giustizia e fedeltà. Voi, il Signore, ti avete mettuto le mie mani, e io non ho voluto slungare la mia mano quintri dal consacrato al Signore. Come che voi, io ho stimato un crum la tua vita, così la mia vita valerà tanto per voi dal Signore, e mi tirerà fuori di ogni tribolazione. Saul gli disse a David, benedetto sei tu, David, figlio, sicuramente tutto ciò che tu scomincerai di là arriva ben. David all'è per sua strada e Saul al torna a chiesa.